esigenze concrete, reali, al di là della rappresentanza, della cittadinanza, al di là della riforma dei suoi organi rappresentativi, reali e concreti in termini di servizi, e soprattutto lo chiedono a quello che è il referente diretto in questo senso, cioè alla rete consolare italiana all'estero. Rete consolare che sta subendo delle decurtazioni notevoli anche in aree dove la presenza degli italiani, delle comunità italiane è folta. Come sovvenire in questo senso alla manchevolezza quindi di sedi ufficiali di rappresentanza della struttura amministrativa italiana all'estero? Ma noi come patronati abbiamo delle risposte a queste esigenze. La prima è quella che abbiamo già più volte rappresentato al Ministero Affari Esteri, e cioè quella di fare un accordo tra noi e il Ministero per il supporto alle autorità consolari per erogare servizi alla persona. Ma dal Ministero non abbiamo ancora ottenuto risposte convincenti, anzi abbiamo sempre avuto dinieghi fino a questo momento. La cosa ci stupisce tantissimo, però diciamo fino a un certo punto, perché l'approccio del Ministero rispetto a questo problema non è stato fino ad oggi sufficientemente coraggioso a nostro parere. L'approccio dovrebbe essere, come dire, sistemico, e cioè concentrato nel guardare a tutti i soggetti che sono in campo e che possono offrire servizi alla persona, alle comunità, servizi culturali piuttosto che servizi alle imprese, per riuscire a verificare in un momento di limitatezza delle risorse chi può fare che cosa in partnership col Ministero. Quali spazi per il futuro del CGIE intravede nel dibattito di questi giorni e nella situazione che vive l'Italia? Ma parlare di spazi per il CGIE oggigiorno è diventato difficilissimo. Penso che si stia andando verso una deriva di inconsapevolezza da parte del mondo politico essenzialmente, ma anche di quello governativo, fra virgolette, del ruolo della rappresentanza degli italiani all'estero. Certo, noi abbiamo fatto in questi 2 giorni di CGIE 2 incontri che ritengo importanti con parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, 2 momenti diciamo significativi perché ci hanno messo in diretto rapporto con il mondo che poi alla fine deve rappresentare i nostri bisogni. Però diciamo alla fine nei fatti diciamo, non so quanto ci sia appunto la consapevolezza che senza un organismo come il CGIE, seppur riformato, le rappresentanze italiane all'estero avrebbero ancora un senso. Lei ritiene che alla luce delle proposte di riforma, quelle approvate e quelle non approvate, rispondano alle esigenze dei cittadini, dei molti cittadini italiani che stanno emigrando e che invece non facciano altro che replicare un modello di tipo istituzionale che in generale non dà delle risposte alle esigenze dei cittadini italiani all'estero? Non lo porrei in CGIE sì, CGIE no, non è tanto in questo, è in come riuscire da parte di tutti i soggetti che partecipano a questo dibattito, di come riuscire a rappresentare al meglio la vecchia emigrazione tanto quanto la nuova, quindi trovare con coraggio ovviamente meccanismi, modalità sia organizzative che istituzionali che permettano di approcciare soprattutto per esempio la nuova emigrazione in maniera diversa da quella che abbiamo oggigiorno. Ma questo è un dibattito probabilmente che coinvolge
anche soggetti diversi come le associazioni, ad esempio, come il mondo dei patronati, noi stessi, voglio dire, ci stiamo ponendo il problema di come avvicinarci di più a una nuova emigrazione che sembra sfuggire ai canali istituzionali, no? Quindi anche nell'ambito del dibattito sulla rappresentanza bisogna avere un coraggio che fino adesso probabilmente è mancato, approcciamo in una maniera vecchia a questo problema, e quindi dobbiamo cambiare tutti. Le istanze sull'internazionalizzazione, lei ritiene che corrispondano al comune sentire degli italiani all'estero o vi siano altre istanze come quelle ad esempio del mondo del lavoro in termini più ampi, cioè l'Italia all'estero non è presente soltanto con le piccole e le grandi imprese, ma anche con una marea di altri cittadini che magari sono anche integrati nel mondo in cui vivono, nel territorio in cui vivono. Sì, sicuramente noi abbiamo di fronte una poliedricità di bisogni e di esigenze del mondo dell'emigrazione. Noi abbiamo all'estero piccole e medie imprese, abbiamo all'estero grandi imprese, abbiamo all'estero lavoratori professionalizzati, lavoratori non professionalizzati, cervelli come manovali. Cioè è obiettivamente un approccio sistemico a questo problema deve essere dato, cioè dobbiamo verificare meglio quali siano le esigenze di tutti questi soggetti, senza escluderne nessuno. Non dico che sia meglio, sia più giusto rappresentare la grande impresa o la piccola impresa o il lavoro di un certo tipo piuttosto che un altro, però dobbiamo porci il problema dell'esistenza di tutte queste problematiche che sono intorno a questi soggetti. Per quanto ci riguarda, ovviamente io sono un rappresentante di un patronato che è parte di una forza sociale, non posso che dire che il mondo del lavoro deve essere maggiormente preso in considerazione di quanto lo sia oggi. Oggi parliamo spesso di internazionalizzazione pensando solamente al mondo dell'impresa, no? Cosa più che giusta, però ecco, c'è tutto un mondo del lavoro che ha delle esigenze rispetto ai processi di globalizzazione a cui stiamo assistendo che sono assolutamente da considerare. Questo approccio che dovrebbe essere sistemico manca. Il coraggio da parte dell'amministrazione in un momento in cui vi è una carenza di risorse drammatica manca totalmente. Ora, in un momento in cui abbiamo il commissario straordinario Cottarelli che sta facendo un'operazione che insieme è di riduzione della spesa ma è anche un'operazione verità su quello che manca e quello che deve essere fatto all'interno dell'amministrazione pubblica per riuscire ad attuare dei risparmi. Ecco, la messa a disposizione da parte di soggetti come i patronati ad esempio, la messa a disposizione dei servizi in funzione del fatto di maggiorare e di migliorare l'offerta per i connazionali mi sembra che sia un'occasione da prendere da parte del Ministero degli Affari Esteri e sinceramente non comprendiamo come ancora non si indica un tavolo di discussione su queste cose.